vorrei capire se arrivasse a mia mamma, qua che ha 87 anni, una cosa del genere, sta qua a memoria è un colpo sicuramente. Non sono cose da fare, questo è puro terrorismo. Un bollettino da oltre 56.000 euro, quelli che l'INPS gli chiede indietro, in pratica la pensione che gli è stata pagata dal 2006 al 2012. Ma Antonio Sanson, ex artigiano di San Vendemiano, non si scompone. Sono un vecchio leone della Life, dice, e soprattutto sono nel giusto. Tutto si risolverà. Il fatto più crudo è stato il bollettino postale che scadeva dopo 5 giorni in cui io dovevo versare questi 56.000 e rotti euro. Il disguido sarebbe legato a un vecchio contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. L'associazione di categoria di cui Sanson faceva parte si sta già preoccupando di sistemare le cose, ma dormire sonni tranquilli non è comunque facile. Io al momento rimango sul chi va là. È un disguido, ma non so quanto voluto, hai capito? Perché, non so, mandare una cifra del genere a un pensionato che, insomma, non è che abbia, diciamo, risorse enormi, se non solo la pensione, quindi, che è di 773 euro al mese.